Si riapre la partita dei termovalorizzatori in Sicilia. Il governo regionale, rispondendo ad alcune osservazioni fatte dai tecnici del Ministero dell'Ambiente qualche mese fa, apre all'inserimento di questi impianti nel piano rifiuti, accogliendo di fatto le norme previste nel decreto Sblocca Italia del governo Renzi, che prevede almeno 2 inceneritori nell'isola. Anche se poi con un escamotage si rinvia a una nuova analisi del reale fabbisogno di incenerimento. Comunque Palazzo d'Orleans per la prima volta inserisce questi impianti nel suo piano. Lo scorso inverno i tecnici del Ministero dell'Ambiente, guidato dal 5 Stelle Sergio Costa, avevano inviato una serie di osservazioni al piano rifiuti regionale. Le principali osservazioni riguardavano proprio il mancato inserimento dei termovalorizzatori nella pianificazione regionale, come previsto dal decreto Sblocca Italia. Uscita la notizia dei rilievi, si era accesa subito la polemica politica con i 5 Stelle, che chiedevano al ministro un'ispezione interna al Ministero sulla manina che avesse inserito l'obbligo di prevedere gli inceneritori. Lo stesso ministro intervenne annunciando ispezioni, assicurando che l'allora governo giallo-verde non avrebbe mai autorizzato un impianto del genere in Sicilia. Peccato però che tecnicamente le osservazioni non siano state mai fatte, né sia stato varato un nuovo decreto legge per correggere lo sblocca Italia. Adesso il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ribadisce il suo no. Non è questa la soluzione per la Sicilia, dice, servono impianti alla regione, ma quelli che aiutino a differenziare e riciclare, ovvero quelli per l'organico, che costituisce la frazione più importante dei rifiuti prodotti. Servono impianti, prosegue per sostenere la differenziata e avviare al riciclo. È ora che la Sicilia volti pagina e guarda al futuro, colmando finalmente gli anni di ritardo. La strada dei termovalorizzatori, conclude, è sbagliata.